Un video shock che noi di Rete Veneta riceviamo da alcuni cittadini di Vicenza. Una testimonianza forte davanti alla quale non si può far finta di nulla. Un'immagine che dipinge un mondo desolato, un ragazzo solo, lui e la sua vita gettata nella droga. In una zona apparentemente desolata, vicino a Campomarzo. Tutto accade alla luce del sole, in un grande palcoscenico triste davanti al quale potrebbero passare famiglie, studenti, bambini. Eppure c'è silenzio, c'è un senso di immensa solitudine, un documento che fa riflettere. Purtroppo via Gorizia, dove si consuma questo dramma di ordinario degrado, con cui i cittadini esasperati sono costretti a convivere quotidianamente, risente della maledizione di Campomarzo, dove, come un'erba cattiva, infestante, prospera un mercato velenoso, un outlet della droga che attira pusher e tossicodipendenti da tutto il Veneto. Non è la prima volta che mostriamo immagini del genere. Torna alla mente il tossicodipendente in compagnia dei suoi amici che a Campomarzo si buca davanti al Brucomela in pieno giorno di fronte ai bambini che nel video si sentono ridere e parlare. Uno spettacolo indecoroso che purtroppo si ripete tutti i giorni. In questo caso qualcuno si buca disteso su un vialetto di Campomarzo in pieno pomeriggio davanti ai passanti. Un inferno quotidiano. La scena viene replicata al Park Cattaneo, come documenta questa foto scattata dietro a una rete. Invitiamo voi telespettatori a non smettere di mandarci le vostre testimonianze, perché dobbiamo continuare a denunciare, perché il pericolo è che lo stupefacente non sia più stupefacente, che il degrado crei assuefazione, che ci abituiamo a ciò che deve continuare a indignare le coscienze, perché l'alternativa è la resa e accettare che questa sia normalità.